Gloria a Dio, rivolgiamoci alla parola del Signore. Vogliamo leggere un brano che troviamo scritto in Marco, capitolo 2. Leggeremo dal primo verso fino al verso 12. Marco, capitolo 2, dal primo verso fino al verso 12. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi. Alleluia, onoriamo la parola di Dio. Inizio la lettura. A Dio sia la lode. Amen. Dopo alcuni giorni, egli entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini, e non potendolo far giungere fino a lui a causa della calca, scoprirono il tetto dalla parte dove era Gesù, e fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Alcuni scribi erano seduti là e ragionavano così in cuor loro: perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate voi questi ragionamenti nei vostri cuori? Cos'è più agevole? Dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò e, preso subito il suo lettuccio, se ne andava via in presenza di tutti, sicché tutti stupivano e glorificavano Dio, dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Amen. Accomodatevi pure. Gloria a Dio. Che bello poter dire: una cosa così non l'ho mai vista. Anche dopo tanti anni di fede, il Signore può meravigliarci ancora. E noi non vogliamo abituarci agli anni di fede né abituarci a Gesù, ma vogliamo che Egli possa sorprenderci ancora. Amen. Siete d'accordo? Amen. Io voglio dire ancora in questa mattina, dopo tanti culti che ho presieduto, una cosa così non l'ho mai vista. Perché quando c'è il Signore è sempre qualcosa di nuovo, Non c'è abitudine, né il Signore ci abitua, né vuole che ci abituiamo, no? Il Signore vuole essere scoperto. C'è molto di più, caro fratello e cara sorella. Dopo anni di fede, ti posso dire, c'è qualcosa di più ancora da scoprire. Io voglio scoprire ancora. Finché il Signore mi darà vita, mi darà possibilità, voglio ancora scoprire e conoscere di più il Signore. Alleluia, alleluia. Gesù meravigliava. Alleluia. Andava ovunque, in villaggio, meravigliava. Molti si stupivano e alcuni dicevano: ma com'è che questo parla con questa autorità? Abbiamo letto: dopo alcuni giorni egli entrò di nuovo a Capernaum. Già era entrato una prima volta a Capernaum, in questa città, e al capitolo 1 leggiamo che quando entrò in Capernaum, al versetto 21, era di sabato,
E la gente si stupiva della sua dottrina, perché entrò in Capernaum, entrò nella sinagoga e insegnava. Vedete, prima di fare miracoli, Gesù prima di tutto insegnava. Prima di tutto insegna la parola di Dio. Poi i miracoli li ha compiuti, li compie ancora, ma è qualcosa che viene dopo. Prima di tutto abbiamo bisogno di ricevere la sua parola. E oggi come allora l'umanità ha bisogno della sua parola. Amen. La gente si stupiva della sua dottrina perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. E a Capernaum ha potuto fare un miracolo di liberazione. C'era uno che era posseduto, entrò nella sinagoga, aveva uno spirito immondo e gridò: che c'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sto leggendo il capitolo 1. Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò dicendo: sta zitto ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziatolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti sbigottirono, si meravigliarono e si domandarono fra loro: che cos'è mai questo? È una dottrina nuova. Comanda con autorità gli spiriti immondi e perfino gli spiriti immondi gli ubbidiscono. Quindi a Capernaum, vedete, ha insegnato, poi ha liberato quest'uomo e dopo alcuni giorni Gesù ritorna a Capernaum. Evidentemente non aveva finito. Io so che quando Dio inizia un'opera, la porta a compimento. Amen? E so che in ognuno di noi Lui ha iniziato un'opera. Ha iniziato un'opera in noi, nella nostra famiglia. Amen? Alleluia. E quindi con fiducia, anche se i nostri figli non sono ancora salvati perché non hanno accettato Gesù, con fiducia andiamo avanti sperando nella grazia del Signore, dicendo che il Signore ancora non ha finito con noi. Amen? Alleluia. Quindi entra di nuovo a Capernaum e sembra di capire dalla lettura che entra in una casa, una grande casa. Qualcuno lo ospita. Appena si seppe che era in casa, si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. E poi ancora una volta leggiamo: egli annunciava loro la parola. Amen? Amen. Quella parola che aveva iniziato la prima volta quando è entrato a Capernaum, ha continuato a insegnare la parola. Gloria al Signore. Dio ci dia grazia di annunciare prima di tutto la parola. Spesso ci si studia, no? Come poter attirare le persone e ci rivolgiamo alla musica, ci rivolgiamo a tante altre cose. L'uomo ha bisogno di ascoltare la parola di Dio. Amen. E questo è l'unico mezzo di salvezza. Amen. La parola di Dio. Amen. Belli cantici, belli fratelli che sanno suonare, meravigliosa musica, ma principalmente l'annuncio viene di salvezza dalla parola. Amen. E Dio ancora oggi parla con la parola che scende dal cielo. Amen? Amen. Alleluia. Mentre c'era questa confusione, tanta calca, vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Immaginate la scena, no? E non potendolo far giungere fino a lui, a causa della confusione, della calca, trovarono un altro modo. Escogitarono un altro sistema, però erano determinati. Evidentemente era un loro amico, non lo so, qualcuno che amavano, e sapevano questi uomini che
Gesù poteva fare qualcosa per lui. Ci sono persone che amiamo, portiamole a Gesù. Amen? Vogliamo avere lo stesso affetto che avevano questi uomini per questo paralitico, che era incapace di andare da solo a Gesù, doveva essere per forza portato, e tante persone vogliono essere portate. Non basta solo l'invito. Dai, vieni in chiesa, è la domenica alle 10:30, c'è il culto, ascolta la parola del Signore, è un invito. Ma forse quella persona è paralizzata e non può da sola venire nella casa del Signore. Ha una paralisi di tipo spirituale e ha bisogno di un aiuto concreto. E ha bisogno che tu la incoraggi, dicendo: ti porto io, vieni con me. Dai, a che ora posso passare? Amen? Amen. Questo vuol dire avere passione per le anime. Vuol dire avere a cuore l'opera che Dio ha a cuore. O no? Dio ha a cuore la salvezza dell'uomo. E noi dobbiamo avere a cuore la salvezza dell'umanità. Amen. Queste 4 persone, questi 4 uomini, credo con fatica, salirono sul tetto. O no? Non era facile salire sul tetto. Conquistare un'anima a volte richiede anche fatica, tempo, energie. Però mi piace pensare una cosa, che ogni fatica poi verrà ricompensata. È vero? Anche il seminatore, quando semina, lo fa con fatica, è un lavoro, no? Il contadino che fa in campagna, sotto il sole. Però alla fine aspetta, ma poi alla fine c'è il frutto. È vero? Gloria a Dio. Questi uomini con fatica salirono sul tetto, scoperchiarono il tetto. Vedete con quale interesse, no? E si misero proprio lì dove era Gesù. Deve essere qui. Dai, scoperchiamo qui, è qui Gesù. Scoperchiamolo. Tolsero la paglia, le tegole, non so come erano fatti i tetti di allora, ma scoperchiarono, fecero un buco nel tetto e lo calarono lì dove era Gesù. Che bella questa cosa, mi piace. Oh, devi fare qualcosa, Signore. Noi abbiamo fatto la nostra parte, è vero? Adesso, Signore, fai tu la tua parte. Dio ci dia grazia di fare la nostra parte. La nostra parte la dobbiamo sempre fare, che è una piccolissima parte. Per quanto gravosa, per quanto fatica possa essere, è una piccolissima parte. Il ruolo più importante ce l'ha Gesù. Alleluia. E lo calarono lì, dove era Gesù. E poi leggiamo: Gesù, veduta la loro fede. Che bello. 4 uomini uniti dalla stessa fede, più un quinto desideroso di essere guarito, 5 persone unite. Amen. Gesù, veduta la loro fede, si rivolge al paralitico e gli dice: sei guarito. Sbaglio? Cosa gli dice? Figliore, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma con tutta sta fatica, oh! E mica siamo venuti per sentirci dire questo. E non lo vedi che è paralitico? Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati.
Vedete, il male più grande nel mondo non è tanto la malattia che c'è, le guerre, le pestilenze. Il male più grande nel mondo è il peccato. Amen? Tutto il resto sono conseguenza del peccato. Le malattie sono conseguenza del peccato. Quando Dio ha creato il mondo, non l'ha creato perché l'uomo si ammalasse. È il comportamento dell'uomo che ha portato tante malattie. È vero? L'uomo che va contro natura porta malattie, l'uomo che abusa di tante cose porta malattie, si ammala. Ma Dio ha fatto ogni cosa buona. Siete d'accordo? E se c'è la malattia, gloria a Dio, Dio può guarire. Ma prima di tutto, sai di cosa ha bisogno l'uomo? Del perdono dei peccati. E Gesù questo lo sa molto bene, lo insegna. Figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Amen. Alleluia. Poteva finire così la serata. Alleluia, ma non finisce così la serata. Gli scribi che erano lì, seduti là, ragionavano, ma chi è questo? Come si permette? È una bestemmia. Lui perdona i peccati? Ma chi si crede di essere? Solo Dio può perdonare i peccati. È vero? Amen? Ma Gesù è Dio. Loro non lo credevano, ma Gesù è Dio. Amen? Alleluia. E Gesù conosce i pensieri degli uomini e li rivela lì, in quel momento. Gesù capì subito, con il suo spirito, che ragionavano così dentro di loro. E disse, perché fate voi questi ragionamenti nei vostri cuori? Tanta incredulità. Alcuni erano lì per prendere solo in giro, per forma. Alleluia. Io dico sempre, meglio pochi ma buoni. Amen. Che molti e in molti si nascondono nella moltitudine. Alleluia. Vogliamo essere sinceri davanti a Dio. Amen. Perché Lui è sincero con noi. Alleluia. Gesù capì subito, con il suo spirito, che ragionavano così. Perché fate voi questi ragionamenti nei vostri cuori? E poi dice loro qualcosa. Cos'è più facile, più agevole nella mia versione? Ma nella vostra credo sia scritta più semplice, più facile, no? Cos'è più facile dire al paralitico i tuoi peccati sono perdonati? Oppure dirgli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Cos'è più facile dire? Allora, dire i tuoi peccati sono perdonati era una bestemmia per quel tempo, per loro che non credevano in Dio, ma Gesù è Dio e può dirlo. Amen. Ma gli altri non vedono l'effetto. È vero? È un qualcosa che riguarda te e te solo, no? Se i tuoi peccati sono perdonati, ricevi il perdono, poi si vede col cambiamento. Gli altri possono vedere il cambiamento, ma istantaneamente nessuno vede. È vero? Amen. Quindi era facile dire i tuoi peccati sono perdonati, vai a casa. Era più difficile invece dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E perché si doveva alzare? O no? Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Alleluia. E in quel momento si alzò
permesso, scusate, e se ne andò a casa sua. Alleluia. E se Gesù è riuscito a guarire quell'uomo, possiamo credere che è riuscito anche a perdonare i suoi peccati. Amen. Alleluia. Ma la priorità qual è? La guarigione o sentirsi perdonati? È uno di quei miracoli perfetti, completi. Guarigione sia spirituale che fisica. Amen. Gloria a Dio. Dio fa sempre le cose complete. E ancora oggi il Signore vuole operare allo stesso modo. E sappi che prima di ogni cosa hai bisogno che i tuoi peccati siano perdonati. Perché con il peccato non puoi stare nella santità di Dio. Amen. Con il peso che grava su di te, che è il peccato. Non puoi stare ad adorare Dio. Non provi nessun piacere e non ti rendi conto della bellezza che c'è nell'adorare Dio. Senti solo questo peso che è come un macigno dentro di te che ti impedisce di stare alla presenza di Dio. Alleluia. Per questo l'uomo ancora oggi, nel 2024, ha bisogno il perdono di Dio. Amen. Che la parola venga annunciata, perché nell'annuncio della parola c'è la salvezza di Dio. Amen? Amen. Chi crede alla parola di salvezza che gli ha annunciato riceve per fede. Riceve per fede il perdono dei peccati. Gloria al Signore. Egli si alzò, preso subito il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano, però glorificavano Dio. Si stupivano, ma glorificavano Dio. Amen? Dicendo, ma noi non abbiamo visto mai una cosa del genere. Gloria a Dio, che bello stare alla presenza del Signore. Alleluia. Vogliamo leggere qualche verso in Efesini? Capitolo 2, dal primo verso. Efesini capitolo 2 dal primo verso, l'Apostolo Paolo, scrivendo alla chiesa di Efeso, scrive così: e voi pure ha vivificato, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di questo spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi vivevamo un tempo, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Amen? Amen. La salvezza, il perdono dei peccati è il dono di Dio. Gesù ha donato a quel paralitico la salvezza, oltre alla guarigione fisica. I suoi peccati sono stati perdonati. Amen.
Alleluia. Gloria al Signore. Ma quando per la prima volta si riceve il perdono dei peccati, si è convinti o crediamo veramente di non sbagliare più? Non è che diventiamo perfetti, siamo stati perdonati. Amen? Ma significa che possiamo cadere nuovamente. E allora, leggiamo prima la lettera di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 5. Prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal verso 5. Così troviamo scritto: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nell'oscurità, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Amen? Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati. Amen? Cosa vuol dire se confessiamo i nostri peccati? Quando sbagliamo, pecchiamo, cadiamo, sentiamo il bisogno di ricorrere ai piedi del Signore, o no? Amen. Signore, come mi hai perdonato la prima volta, io nella mia natura umana, purtroppo, Signore, io ho sbagliato ancora. E perciò ti chiedo, Signore, tu sai il mio errore, io lo ammetto. Amen? Non vuol dire nascondersi il peccato, non dirlo, perché il Signore lo sa il peccato, o no? Amen. Confessa il tuo peccato al Signore e credi che il sangue di Gesù ancora oggi ti purifica, mi purifica, ci purifica da ogni peccato. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni ingiustizia. Amen. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Amen. Questa è la verità. Quando la parola è in te, ti porta ai piedi del Signore e per fede ricevi il perdono del Signore. Amen. Perché quella parola è penetrata dentro di te, vive dentro di te. Amen. Sai che in Cristo Gesù c'è la tua speranza, la tua salvezza, la tua vita, il tuo futuro, l'eternità. Non solo la guarigione, ma la vita eterna. Alleluia. In Cristo Gesù c'è il tuo rapporto con il Padre. Amen? Puoi parlare con Dio per mezzo di Gesù. Puoi invocare il suo nome per mezzo di Gesù. Alleluia. Gloria a Dio, ma soprattutto, sopra ogni cosa, puoi dire: Padre, perdona i miei peccati per il sangue di Gesù che io ho accettato nel mio cuore. Vedi, Signore, se c'è Gesù dentro di me, ho bisogno del tuo perdono, Signore. Alleluia. Il sangue di Gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato. Ancora oggi Gesù ha l'autorità di perdonare i peccati. Il perdono dei peccati non avviene dopo una penitenza. Sono quelli che si confessano, no? Con l'uomo. E non è biblico. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. È vero? Amen.
dire i miei peccati a un altro uomo, a un altro peccatore come me, se non più di me. Non ha senso. Sentirmi dire, hai fatto questo? Bene. Fai a piedi la strada, la Madonna di come si chiama, porta una candela pesante. E questo è il perdono dei peccati. È il sangue di Gesù che ci lava e ci purifica. È un qualcosa di spirituale, non è qualcosa di fisico che possiamo fare di penitenza. Amen. Il sangue di Gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato. Amen. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo chinare il nostro capo.